La comunità di Amaro oggi è in festa nel giorno di San Valentino, cui è dedicata la chiesetta alle mie spalle, ed è in festa per i 60 anni di sacerdozio di Don Giampietro Bellini. L'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha preso parte alla Santa Messa per il parroco di Amaro Don Giampietro Bellini, celebrata dall'arcivescovo di Udine Monsignor Riccardo Lamba, presente anche il sindaco di Amaro Cristiana Mainardis. Guida sicura per generazioni di fedeli con la forza del suo esempio e della sua dedizione fin dai tempi dell'Orcolat, quando seppe incoraggiare la comunità, promuovere iniziative di solidarietà e coinvolgere associazioni e gruppi locali in una ricostruzione che non poteva essere solo materiale. Amaro si è stretta attorno al suo amato parroco nella chiesa di San Valentino, il santo degli innamorati, scudo contro le epidemie e le malattie. Un grazie a Don Bellini, pastore e guida per una storia di vita vissuta insieme ai suoi fedeli nella prossimità e nella solidarietà, che è l'unico modo per tenere salde le radici e costruire speranza e futuro. A tutti, soprattutto ai nostri giovani, ai nostri bambini che grazie a questa unione possono trovare linfa per tutte le loro attività, e un centro come quello di Amaro con questa forte collaborazione è molto attivo e vitale, quindi il plauso dell'amministrazione regionale per una comunità che continua a credere nella propria gente, nelle proprie tradizioni e quindi nel suo futuro.